Primo, sperare che gli elettori non vadano al mare. Di questo soprattutto si dovranno accertare i candidati alle regionali del Veneto, perché la quota di villeggianti potrà far variare, e anche di parecchio, la forbice tra gli sfidanti. Sottolineatura del politologo Paolo Feltrin, che aggiunge: stavolta si vota in 7 regioni e non in 15. Tutti i candidati limiteranno le spese elettorali e si voterà in una sola domenica. L'incognita Tosi: potrebbe diventare pericoloso per Zaia se avrà tempo per organizzarsi, ancor di più se si avvicinasse al centrosinistra, entrando in campo per giocarsi seriamente ruoli di potere. Può anche far prendere una parte di elettorato moderato, preoccupato della svolta a destra e tutto sommato tranquillizzato dalle politiche di Renzi. La data, quindi, se il 10 maggio o il 31 o una domenica lì in mezzo, potrebbe influire molto sull'esito. Andare a fine mese darebbe più respiro all'area renziana, che per allora potrebbe avere disponibili dati rilevanti e pesanti in termini di voti sulla ripresa economica. Potrà portare a fine maggio risultati ancora più significativi sul piano economico occupazionale. Potrà dire: io sono il primo Presidente del Consiglio da 8 anni che porta 3-4 mesi di occupazione in più, PIL in più, export in più. Altro punto interrogativo aperto: la deriva di destra del leader del Carroccio, che molti in Veneto guardano con timore. Se Salvini avrà ruolo forte in campagna, il timbro potrebbe rivelarsi pericoloso per Zaia. Se sarà gestita in tono locale, invece, meno evidente sarà questo problema, essendo tra virgolette Zaia, tra virgolette sempre, un neodemocristiano, insomma, no? Chiamiamola così. Lui si arrabbierà, ma noi lo diciamo lo stesso. Ecco. insomma, professore, sarà più influente in Veneto Renzi o Salvini? Ah, certamente Renzi, non c'è alcun dubbio. Salvini, più lontano sta dal Veneto, meglio è.